Vittorio Emanuele III fece il grande passo, dichiarò guerra all'impero austro-ungarico e loro, gli Asburgo, vollero far passare questo atto come un tradimento, come una coltellata alle spalle, come una forma di estrema ingratitudine. È un anno che siamo al fronte. Ormai siamo dei veri soldati. Questo posto lo conosciamo bene, è come essere a casa. Di noi 6 solo Kemmerich è morto. Ma non facciamo che sentire di altri della nostra classe che sono morti oppure feriti. Su ognuno di noi incombe continuamente lo spettro della morte. Quando sentiamo il sibilo di un proiettile non possiamo fare altro che abbassarci, perché non sappiamo mai dove può cadere. Potrei finire in 1000 pezzi in una trincea a prova di bomba o restare illeso per 10 ore fuori all'aperto. Ogni soldato crede nel destino e confida nella propria fortuna, ma nessuno può sperare di farla franca quando il destino bussa così spesso alla porta. I topi qui sono particolarmente repellenti. Sono così grossi che li chiamiamo gatti invece di ratti. Hanno un aspetto così feroce che anche a stomaco vuoto ti fa schifo il solo pensiero di toccarli. Quella sera. Eccoci qua. Vogliamo un attimo commentare anche questo momento. Sì, abbiamo visto un filmato appunto Vita di trincea. sulla vita di trincea, ne accennavamo prima. È difficile pensare adesso che siamo abituati alle nostre case confortevoli, ai nostri divani, oppure siamo abituati ad uscire a fare una passeggiata fuori e siamo, come dire, vestiti di tutto punto con materiali tecnologici. È difficile rapportarsi a un giovane di 20 anni che veniva mandato al fronte, probabilmente capitava che fosse anche analfabeta, e veniva mandato al fronte a vivere sostanzialmente in un buco, circondato da pidocchi, topi e col rischio costante di venire colpito. Noi cerchiamo di trasmettere di far capire qual è la situazione, e soprattutto cerchiamo di far capire come la Prima Guerra Mondiale fu una guerra in cui la persona veniva appunto spersonalizzata. Se una volta, fino alla metà dell'Ottocento, un conflitto, uno scontro si viveva contro, esattamente viso a viso e viso aperto contro il nemico, in questo caso molto spesso si rischiava di morire o di venire colpiti senza mai aver modo di vedere negli occhi il proprio nemico, e soprattutto si veniva usati molto spesso come carne da cannone, ovvero mandati a presidiare dei posti che venivano martellati dalle artiglierie nemiche. Questi sono sempre bersaglieri. Questi nel filmato non sono bersaglieri perché in questo filmato riguarda il fronte occidentale, in questo caso sono dei tedeschi. Questi sono tedeschi, sì, no, quelli che abbiamo visto prima c'erano bersaglieri. Sì, c'erano anche dei bersaglieri prima, ma appunto la conferenza che abbiamo impostato verte su tutta la Prima Guerra Mondiale, e quindi abbiamo usato degli spezzoni da tutti i film. Ecco, per chi non ha mai preso parte neanche appunto al fatto del militare, eccetera, è abbastanza dura da apprendere, no, come lezione di vita. Sì, la vita nella trincea colpisce molto i ragazzini, perché purtroppo abbiamo avuto modo di vedere, lo potrà confermare anche Fabrizia, che loro sono abituati dalla TV, dai videogiochi, dai film, sono abituati allo scontro, al colpo di pistola, alle raffiche di mitragliatrice, per poi quando entriamo nello specifico, che spieghiamo esattamente cosa accadeva, come si viveva e come questi soldati subissero anche psicologicamente il conflitto, allora queste cose li colpiscono. Lei ha fatto delle ricerche anche storiche. Sì. Era l'aspetto psicologico, quello fisico, il più impattante, o entrambi andavano a creare una situazione di estrema difficoltà? Assolutamente, il primo era quello fisico, perché chiaramente le situazioni non erano semplici. Anche solo pensare agli indumenti, tante volte uno non ci pensa, adesso sì. Abbiamo tutte le attrezzature tecniche che possono essere supporto, una volta assolutamente. All'epoca c'era una maglia di lana e quella doveva stare per mesi.
Poi molto spesso anche nella storiografia, nei libri di testo, non si ricordano tutte quelle persone che subirono dei danni anche a livello mentale dal conflitto e che poi morirono per mesi o per anni successivi al termine della guerra. Una delle ultime immagini che mostriamo nelle nostre conferenze riguarda un foglio con un semplice elenco di caduti della Prima Guerra Mondiale. Faccio sempre notare che molto spesso questi caduti sono caduti mesi ed anni dopo il 4 novembre, che viene visto come il termine ultimo delle ostilità sul fronte italiano, e quindi ricordo che questi giovani, questi ragazzi, eccolo qua appunto il foglio, sulla parte destra si vede il luogo e la data della morte e vediamo date come fine 1918 o addirittura 1919. Questi sono tutti morti che morivano per cause di guerra, che potevano essere fisiche ma anche molto spesso siamo mentali. abituati a poterlo concepire per il Vietnam, no? La guerra del Vietnam, perché sì, gli americani hanno fatto una filmografia molto particolare, molto dettagliata e ormai nota, però non ci si pensa di abbinarlo invece a situazioni molto più vicine a noi. Infatti in uno di questi filmati che noi mostriamo c'è un generale che passa in rassegna le sue truppe all'interno della trincea in un momento di tregua. Uno dei soldati è stato colpito da quello che si iniziava a chiamare come shock da bombardamento, shock da esplosione. Era completamente pazzo, non riusciva a capire dove si trovasse. Cosa vuol dire lo shock da bombardamento? Era un tipo di shock che colpiva appunto chi si trovava nei pressi di un'esplosione, e il colpito non riusciva a collegare, non riusciva a capire dove si trovasse, non aveva un collegamento con la vita reale. Veniva comunque mantenuto in trincea perché i medici militari molte volte cercavano di sminuire questa malattia, che invece era una malattia vera e propria, la sminuivano per non sottrarre forze ai loro reparti. Però chiaramente questi soldati ne erano colpiti e molto spesso non riuscivano più a vivere la vita di tutti i giorni in modo normale. Poi pensiamo che non c'erano neanche le strutture per poterli eventualmente aiutare o supportare, quindi questa è un'altra La psicologia discorso. aveva pochissimi anni, insomma, di cure psichiatriche si inizierà a parlare massicciamente decenni dopo. Prego, dottoressa, deve aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere una cosa importante. Le trincee sono uno dei luoghi che noi vogliamo far scoprire ai ragazzi, per cui nel nostro progetto di avvicinamento prevediamo anche una visita a delle trincee, quindi inviteremo le scuole a questo. Qualche scuola lo fa già, l'importante è dopo questo percorso di conferenza e quindi di visione provare anche a starci dentro per poter capire effettivamente il luogo. Tutte queste cose sono importanti proprio perché diventano reali. Il discorso del web invece in che modo può coinvolgere i giovani? Beh, io sono fortunato perché ho un ruolo molto facilitato in questo, perché grazie alle immagini che abbiamo a disposizione quasi quotidianamente dalle uscite che facciamo, abbiamo molto materiale a disposizione e che è molto impattante, anche perché possiamo vedere quando nelle immagini della fanfara, quando si muove, è molto scenografica, fa molto spettacolo, quindi avere a disposizione dei mezzi che sono disponibili, accessibili a tutti, questo è un vantaggio molto grande, perché si può colpire in qualsiasi fascia di età, perché tutti ormai adesso sono collegati al web. Quindi dalla diffusione del brano musicale all'immagine in cui si trova la fanfara, anche alla diffusione stessa dei progetti scolastici, siamo molto facilitati in questo. E poi anche grazie alla tipologia di associazione siamo anche molto seguiti nel territorio, perché come dicevano i professori adesso, il territorio in cui abbiamo puntato è il territorio del Basso Piave, quindi siamo molto inseriti localmente. Poi c'è un progetto #Piave 2018, no? Per raccogliere anche il sentiment di Il progetto #2018 riguarda nella fattispecie il raduno nazionale Piave 2018, però partirà già da marzo di quest'anno. Quindi ormai prossimo. Ormai prossimo. Perché questo progetto? Perché noi vorremmo raccontare il raduno e gli eventi collaterali del raduno a tutti, non soltanto a chi avrà la possibilità di viverlo fisicamente a San Donà di Piave
o nei luoghi limitrofi, ma proprio a chiunque abbia accesso a un computer, a un portatile, a uno smartphone. E come può farlo? Beh, tutto quello che verrà postato sulla rete, quindi tramite i social network, tramite i siti web, tramite i canali Instagram, YouTube, tutto quello che verrà postato attraverso l'hashtag Piave 2018, noi ne avremo visibilità, quindi noi avremo tasteremo proprio il sentimento della situazione su Piave 2018 e daremo la possibilità di comunicarlo attraverso il nostro canale ufficiale che sarà il sito web. Potremo dare l'idea dei sentimenti che ha la gente attraverso Piave 2018. Cosa esprime, insomma. Certo, potremo vedere i commenti che fa, le impressioni che ha, soprattutto i sentimenti che gli suscitano le immagini che vedono. Ci sarà anche un libro, vero? Sì, no, più di un libro, perché il Piave 2018 è legato alla cultura, è legato alla storia, quindi noi abbiamo già in fase di realizzazione praticamente 2 libri. Uno è una riedizione, una ristampa, chiamiamo così, di un libro del 1934 che raccoglie un po' tutte le epopee dei bersaglieri nella Grande Guerra, scritto da un generale che nella Prima Guerra Mondiale era lo Stato Maggiore dell'esercito, e ha fatto proprio la cronistoria dei bersaglieri che hanno combattuto in tutto il fronte, perché i bersaglieri hanno combattuto dal Carso fino al lago di Garda, no? E quindi anche nelle montagne, per dire soltanto al Col di Lana, che è una montagna famosa, c'è la ridotta alla Marmora conquistata dal 19° reggimento dei bersaglieri. Quindi noi riporteremo su questo libro, faremo la ristampa di questo libro, e ovviamente che sarà dato a tutti per poter conoscere anche la dal punto storia, della storia, i percorsi. Riportare cronologicamente tutti gli avvenimenti dal 1915. I bersaglieri furono i primi ad essere mandati sul Carso, e durante, i primi sul Carso, insieme con la cavalleria, le biciclette erano quelle più veloci e quindi, siccome i treni all'epoca si stavano ancora attrezzando e dovevano conquistare più terreno possibile, e insieme alla cavalleria i bersaglieri sono un po' le avanguardie all'epoca, e durante la ritirata di Caporetto c'è da sottolineare che sono stata la retroguardia della ritirata. La divisione Boriani, come altri reggimenti, hanno fatto proprio da retroguardia, e questo libro riporta tutta questa epopea. Un altro libro invece è quello legato proprio al libro del raduno. Ah beh, allora quindi sarà questa, che se ne accendiamo appunto anche questa, anche se io direi che è più una sorpresa, insomma, sì, una anticiparlo, sorpresa, sì, esatto, anticiparlo non è carino, e sapere che c'è però sì, perché potrebbe essere anche molto interessante. Sì. Allora andiamo rapidissimi in pubblicità, quando torniamo andiamo anche un po' all'epilogo, quella che è stata della Grande Guerra, e quindi un altro percorso con il nostro filmato, vediamolo.